Benvenuti, oggi è mercoledì 19 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 18:09. La luna si leva alle 23:24 e cala alle 8:14. Oggi è San Giuseppe ed è anche la festa del papà. Il nome Giuseppe Joseph era un nome ebraico già molto diffuso nell'antica Israele. Significava possa Dio aggiungere altri figli. Era dunque un nome da primogeniti. Oggi, 19 marzo, è la festa del papà. Si tratta di una ricorrenza civile diffusa in alcune aree del mondo per rendere omaggio al ruolo delle figure paterne. Celebrata in vari paesi del mondo, in Italia, Spagna, Portogallo e molti altri stati di tradizione cattolica, è stata scelta questa data in onore di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, e simbolo universale di paternità e di dedizione familiare. In altri paesi come Stati Uniti, Regno Unito e Francia, la festa del papà cade la terza domenica di giugno. Un augurio di buon compleanno a Claudio Bisio, che oggi raggiunge il traguardo dei 68 anni. Claudio ha segnato la storia della televisione italiana, conducendo per anni il programma Zelig ed essendo tra i giudici di Italia's Got Talent. Nel 2019 è stato co-conduttore del Festival di Sanremo insieme a Virginia Raffaele. Molto popolari anche le sue interpretazioni nei film Benvenuti al Sud e nel sequel Benvenuti al Nord, nonché in Maschi contro femmine e femmine contro maschi. Festeggiamo oggi anche i 41 anni di Bianca Balti. La sua carriera è iniziata nel 2005 con un contratto per la campagna pubblicitaria internazionale di Dolce & Gabbana. Da allora Bianca ha conquistato le copertine di riviste prestigiose, ha posato per la versione giapponese di Vogue e ha sfilato per Victoria's Secret. Insieme a Eva Riccobono e Maria Carla Boscono rappresenta l'eccellenza e il successo delle supermodelle italiane nel mondo. Con la grinta che da sempre la contraddistingue, l'abbiamo vista co-condurre la seconda serata del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti. E non possiamo dimenticare di fare gli auguri a Mario Monti, che oggi spegne 82 candeline. La sua vita è stata un percorso eccezionale di successi accademici e professionali. Dopo essersi laureato presso l'Università Bocconi di Milano, in seguito ha ottenuto la cattedra di professore di economia politica e ha assunto la presidenza dell'Ateneo. La sua carriera si è poi estesa oltre l'ambito accademico, ricoprendo numerose cariche in aziende private. Nel 2011 il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, lo ha nominato senatore a vita e poco dopo, in un momento cruciale per il nostro paese, è diventato presidente del Consiglio, guidando un governo tecnico. Il 19 marzo del 1932 è una data che ha segnato la storia di Sydney con l'inaugurazione del Sydney Harbour Bridge. Questo ponte è anche un'attrazione unica per chi cerca emozioni forti. La possibilità di scalare la sua arcata d'acciaio è un'avventura che ha attirato più di 1,5 milioni di persone, offrendo una vista indimenticabile sulla baia di Sydney. Ma vi siete mai chiesti perché le stelle scintillano? Le stelle scintillano a causa delle turbolenze dell'atmosfera, le cui variazioni di densità e temperatura deviano leggermente la luce stellare. L'effetto è più visibile nelle stelle che nei pianeti, poiché le stelle vengono percepite come sorgenti puntiformi, cioè la loro luce sembra provenire da un unico punto. Inoltre è più evidente nelle stelle basse sull'orizzonte, poiché la luce compie un percorso più lungo nell'atmosfera e verrà deviata maggiormente.
Buongiorno ai 12. Oggi è una giornata in cui i pianeti disegnano una prospettiva decisamente nuova. È il Sole che si congiunge a Nettuno e che dà suggestioni un po' magiche a tutti, mentre invece la Luna fa pace di nuovo con Marte e con Saturno. Rimane però elettricamente in tensione con Urano in Toro. Vediamo cosa succede sulla ruota zodiacale. Ariete, il Sole comincia a farsi sentire e domani vi farà una bella sorpresa. Sentite questo soffio di energia che sta di nuovo attraversando la vostra anima. Intanto Mercurio e Venere stanno abbracciando dai vostri gradi già Nettuno, un Nettuno che vi fa sognare e che in fondo vi fa pensare che è bello perdersi in amore. Toro, oggi il quadro generale non è dei migliori, proprio perché la Luna è sempre in opposizione e colpisce proprio l'elettrico Urano nei vostri gradi. Qualche scossa, qualche tensione, ma tutto è abbastanza arginabile. Fatevi forte invece di un Giove che vi promette di chiarire un po' la strada per gli investimenti futuri che volete operare. Gemelli, giornata oggi che vede il sognatore Nettuno incidere un po' sulla valenza della vostra possibile espansione, concedere qualche spazio ai sogni, avere la chiarezza di chi sta comunque intravedendo la possibilità di una vita nuova è un dato di fatto. Ora potete iniziare a scendere in campo e a manifestarvi per come veramente volevate. Vi sentivate un po' annoiati oppure delle tigri in gabbia? E beh, è il momento di manifestarvi. Cancro, la giornata di oggi è molto interessante. Mercurio vi suggerisce di parlare poco con la sua quadratura a Marte, mentre invece la Luna, la vostra signora, torna amica in uno stupendo trigono, sedando il vostro Marte e dirigendo la vostra azione in termini affettivi, aggiustando le cose in amore o in tutti gli affetti. Leone, la Luna è veramente pesante in questo momento zodiacale proprio perché procura ancora delle tensioni notevoli. Tra l'altro vi scatena contro anche Urano e Plutone che solitamente sorride sornione suggerendovi che le cose non stanno proprio come le volete vedere. Cercate quindi di mantenervi saldi perché i prossimi giorni vi daranno una maggiore chiarezza. Sta arrivando un aiuto decisamente magico. Vergine, una giornata oggi che prevede una luna molto più amica, una luna che vi può far esprimere anche su cose reiterate che vi tenevate dentro e che non riuscivate a capire come esprimere più o meno diplomaticamente. Tutta una serie di pianeti concorrono nel volervi stanare, nel voler condurvi a manifestare proprio la vostra volontà rispetto a un caos generale e ci riuscirete impeccabilmente. Bilancia, una luna decisamente molto più amica, ma una luna che deve tenere decisamente conto dei vostri interessi e delle scadenze, ma soprattutto nel mondo del pratico, concreto e dell'economia che gioca comunque a vostro favore. Soprattutto una bella notizia di qualcuno molto abile che scenderà in campo a difendere i vostri colori. Scorpione, una luna oggi un po' ambigua perché la tensione di Urano sicuramente rimane, ma permetterà poco decisionismo, mentre invece Marte e Saturno vi faranno invece forti della vostra volontà e della vostra dignità professionale, per cui al lavoro scenderete di nuovo in campo in una maniera molto efficace e molto attenta alla vostra dignità professionale. Ottime le novità che riguardano proposte che hanno a che fare con l'estero o con lontano. Sagittario, a proposito di estero, il segno del viaggio che si sente un po' impossibilitato nel viaggiare per adesso, ma che sta già progettando una nuova avventura. Bisognerà solo aspettare i tempi giusti e vedrete che un vostro sogno, una vostra piacevolezza diventerà realtà e come al solito è da condividere in due. Capricorno, una giornata oggi che vede comunque il sole darvi un ultimo aiuto spingendovi a fare di meglio e di più e soprattutto convincendovi che avete ragione in talune cose. La luna sembrerà amica e sederà un po' il Marte che faceva da ostacolo, per cui in amore
Ci sarà qualche chiarimento importante. Acquario, una luna veramente fastidiosa e provocatoria per voi, visto che ce l'ha proprio con il vostro pianeta Urano, che dal Toro non si muove perfettamente come desiderereste, eppure in serata la situazione cambierà di molto, c'è uno spegnimento di tensioni e soprattutto avrete la prova che avrete vinto una battaglia importante. Pesci, una giornata oggi decisamente molto piena, con una luna che vi spinge a fare sempre di più, come se voleste concludere alcuni discorsi o alcuni rapporti lavorativi nel più breve tempo possibile, e così farete, anche non troppo diplomaticamente, ma oggi vi sentite di operare in questo modo. Andiamo al 19 marzo 1918, quando il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l'ora legale estiva, che sarebbe entrata ufficialmente in vigore dal 31 marzo. È da quel giorno che sacrifichiamo un'ora di sonno sotto le coperte per guadagnare un'ora in più di sole. Oggi vi spiego un modo di dire inglese che ha a che fare col mondo del cinema. Eyes Wide Shut è infatti il titolo di un famoso film di Stanley Kubrick del 1999. Ma cosa significa? Letteralmente occhi spalancatamente chiusi. Si tratta infatti di un ossimoro per un titolo che prova a comunicare l'incontro tra il sogno e la realtà, il conscio e l'inconscio, e la necessità di spalancare gli occhi di fronte all'ambivalenza della realtà che ci circonda. La trasformazione di Gandhi da un avvocato riservato a un leader rivoluzionario è una testimonianza del potere della perseveranza e della dedizione ai principi di non violenza. La sua lotta contro l'ingiustizia in Sudafrica ha acceso la scintilla che lo ha portato a diventare il Mahatma, il profeta della pace. Il suo ritorno in India non è stato solo un viaggio fisico, ma un cammino verso la scoperta di sé e del suo destino, come guida di una nazione verso l'indipendenza. La sua vita dedicata alla semplicità e alla resistenza pacifica si è conclusa tragicamente, ma il suo spirito continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Come una commedia, così è la vita. Non quanto è lunga, ma quanto bene è recitata è ciò che importa. E d'altronde siamo noi stessi gli attori protagonisti delle nostre vite, quindi proviamo a vivere ogni giorno con questa consapevolezza ed apprezzando ogni momento che la vita ci offre. Appuntamento a domani. Buona giornata dalla vostra Martina.